Allora, guardate che l'intestino va educato come i figli. L'intestino è cieco. Non si rende conto che diventa ogni giorno più crasso. È troppo tenue con se stesso. Poi non si comporta bene, non è un intestino retto. E nonostante tutto questo, noi continuiamo a considerarlo il colon della famiglia. Questo è sbagliato. Mi spiace, è sbagliatissimo. Lo sapeva, eh? Non è così? Sei d'accordo? No, perché lo sapeva anche Pirandello. L'uomo dal fiore in bocca è vegetariano perché va di corpo 2 volte al giorno. Sapevano anche gli antichi latini. Cacazio mattutina est unquam medicina. Cacazio meridiana neque bona neque mala. Cacazio vespertina ducit hominem in ruinam. Ma se per quello lo sapeva bene anche mio nonno. Tromba di culo, sanità di corpo, l'uomo che scorresa non sei mai morto. Stefano? Sì, nonno? Il contrario? Cosa si dice qua? Vieni qua. Ehi dai, Stefano? Sì, nonno? Sì, no, sì, nonno? Deve cambiare. Stefano? Sì, nonno? Stefano? Sì, nonno? Questa è la roba più bella del mondo. Scusami, ho fatto finire casino con i personaggi, allora metto questo di qua. Allora, Stefano! Questa è la roba più bella del mondo, non saprei... No. Si deve anche parlare in italiano, questo ragazzo non saprei né darsi il culo con un sasso tondo! Ma come perché? Perché se tenuti con l'erba, ti schincia il pelle e resta merda. Ragazzi scherzate? Ride bene che ride. Ultimo, dimmi cosa avete mangiato stasera? È una domanda? Pizza? Ma forse mangiare pizza e poi caghi pizzette, sai? Dimmi cosa mangi, ti dirò chi sei. Sei quello che mangi, non stai a mangiarti le unghie. Se no diventi un unghione, lo so io. Guarda, chi mangia candele, no, mangia pure. Ho un figlio che se mangia anche lui, se la mangiare per figlio più basterei. Perché avere un padre come quell'altro, che senta via, cioè, Stefano, guarda chi si mata un pedale. Dopo mi ha scritto queste robe sulla merda perché funziona sempre. Fai un applauso, dai, va fuori i coglioni. Andiamo via perché era fastidio. Sì, ci vedremo dopo. Io banco mi. Allora, ho perso il filo del segno. Chi mangia candele caga stopini. Ecco, te viditi, dovrei provare. Pensa che una volta mi raccontava bene uno, si da a cagare, no? Mangiava sempre sti fili di cotone, queste robe, pensavo che aveva sto bicio qua. Allora, si da a cagare. Ma via! Non devo parlare niente! Si da a cagare. Questa è storia vissuta! E si da a cagare. E niente, si da a cagare e vedo, sento una roba che bascula. C'era stronzo attaccato sul filo. Andava a sbattere a destra e a sinistra, ma niente. Dici, ciao Anna. E vieni, ci sei robe. No, ma c'è robe interessanti. Dici, niente, non dava, tocca ciaparlo, con idee e tirarlo via. E come fanno? Stavo là con il film, tutta la roba pulita, sei giovane, sai, sei incesso 2 ore, come stasera. E dopo sai che ti senti tutti spisoleti perché il film era lungo. Comunque, chi mangia polpette caga sete. Chi mangia farsi oggi bregano i suoi, attenzione. Anche voi altri sei giovani, il corredo. Mica ho fatto fuori il corredo, cioè, proprio. Io ho fatto fuori, cioè, dopo 2 giorni già era domanda che mia moglie. No, non sempre mia moglie di quell'altro. Scusa, questi personaggi. Non capisco più niente. Oh, mamma mia. Allora cagare che avevo capito che fa bene. Ma vuoi fare gli stronzi massacrosi? No, non te parlo di perché pulito. Fare gli stronzi massacrosi, ti viene le lacrime agli occhi. Con la merda si fa in casa tutti la snasa, tutti stronza di fuma, mi no, ho smesso. Allora, io... C'è qualche fidanzatino qua? Voi 2 siete fidanzatini? No? È per quello che ti mandava a rivengo. Avevi paura, fidanzatini? No, che si fide? Poi gli altri tutti... Come me ne vado? Oh! E ti fanno perdere tempo quando andare a cagare?
C'è qualche fidanzatino? No, ah, che bravi. Tu ti sposai? Tu ti separai? Ah, bravi, bravi, bravi. Bisogna sempre fare la differenziata, eh? Allora, per i fidanzatini che non ci sono, sappiate che amore, merda e cenere, le tre cose tenere. Ma, vi dico a voi altri che siete giovani, amare non finirà mai. È come nettarsi il culo senza aver cagato. Allora, vorrei finire con una poesia. Vorrei finire. E il furbo che l'ha detto a metà che metto tutta sta merda, questi sei contenti. Allora, no, adesso cambiamo argomenti, sta a credere che sia tutti usciti terra a terra. Allora, voglio finire con una, non che se sabo senza sole, una poesia. Non che se pra, non che se putea senza amore, non che se pra senza erba, non che se camicia di vecchia senza merda. Ogni età ha i suoi frutti, ma comunque mi accontento, sa. Netta di qua, netta di là. Bene, allora mi vado. Vi saluto. Cosa? No? No. Come 26? 6 per 6, 26. Ah, ecco. Vabbè, vi saluto. Adesso vado via. Sì, vado via. Sì, vado via. Adesso viene quell'altro, non stai a fare un applauso a quell'altro, Mi stai sui coglioni. Adesso mi vado via. E parlerò di merda fino a domani. Posso via, cioè, ho anche l'intestino, guarda che... Basta, mi avevo rotto le scatole. Mi sono rotto le scatole. Allora. Bevo. Ma scusami. È andato via? Anna. Ciao. È andato via? Sì, è andato via. Questi si devono dare i numeri però, 8 per 8. No, ma fermi i cazzi vostri, se è giusto. E d'altronde così, mi sono qua per caso e mi hai detto, ascolta, visto che ti sono in bagno, vieni qua. Allora, ci siamo mai chiesti tutta sta roba dove va a finire? Allora per forza navighiamo in brutte acque. E pesci piccoli soffrono, non ce la fanno più. Cernia una volta non c'è più. È andata via, si è rotta le palle. Un giorno mare aperto, era aperto, neanche che si mette a bussare, la Cernia, mare aperto, fa per entrare, tocca fermarsi sulla sogliola, turarsi il nasello, mamma mia che odore di merluzzo, orca assassina, scampi chi può, mar morto, sti cassi, mar dei sargassi. Ma le cose andranno meglio? Temolo di no. Sarago, ma non ci credo. Carpa cavallo che l'alga cresce. E purtroppo averla, la lingua batte. Vai a cagare anche lei. La lingua batte dove il dentice duole. Ah, guardate che i pesci piccoli non ce la fanno più, sai. Pesce azzurro, tifa Italia, il petrolio tifa nero. Allora il pesce palla si domanda, ma io perché tifo colera, ma che tu ionico, basta, ne ho piene le branchie. Pesci grossi sono più fortunati. Mare, sole, entra l'esca. Faccio io l'esca. Faccio l'esca. Cioè entro, ma... Cioè entra l'esca. Entra l'esca. Entro io. Allora, esca lenta. Entra l'esca. Lei cosa fa? Esca! Esca! Cioè, deve uscire l'esca. Cioè, immunità o riserva di pesca? E io, guardate, quando il Mediterraneo, su tutto questo, mi domando, ma cosa tirano i nostri figli? E soprattutto loro, che cosa ci tireranno? Ma a forza che poi si drogano, guardate, le droghe sono tantissime, ve lo giuro. Non lo so per esperienza personale, me l'hanno detto. Il loro numero è stupefacente, tant'è appunto che vengono chiamate anche sostanze stupefacenti. Allora ricordarsi che prevenire è meglio che curare. A questo proposito mai dire al contadino no, prevenire che è meglio che curare. Scusate un attimo.